giorni scorrere sul calendario. Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento del giovedì con Auto da Fè e con Max Del Papa, che dovrebbe essere in collegamento con noi via Skype addirittura, quindi quasi in presenza fisica. Buongiorno Max. Infatti ci sono. Non so se ti vedo, anzi credo di non vederti, ma poi tra poco ti vedrò perché me lo assicurano dalle alte sfere, ovvero dall'altra parte della stanza. In onda si vede, io non ti vedo, però faccio finta di vederti. Diciamo così che abbiamo un esperimento multimediale in corso. Cioè ci sei ma non ti vedo, loro ti vedono ma io no, e quindi non so il perché, però fa niente, va bene così. L'importante è non farsi troppe domande, che credo sia uno degli insegnamenti fondamentali del nostro mestiere, no? Giusto? Sì, me lo chiamano zen, cioè me ne sbatto le balle, che forse è l'unica che ci tiene vivi. Allora, Max, di che cosa vogliamo parlare oggi, visto che l'attualità ci offre molti spunti, come sempre del resto? Ho visto che ti sei occupato della professoressa, dottoressa biologa Viola. Qualcuno se la ricorderà perché per un certo periodo ci ha tenuto tanta compagnia, no? Purtroppo sì, continua. Continua, in che modo? Mi sembra in un modo un po' diverso dal solito, però. Beh, questi sono quei personaggi che io li considero, scusate, effetti avversi anche questi del vaccino, non meno gravi, cioè tutta una serie di personaggi che potevano restarsene benissimo nella loro oscurità e invece a forza di terrorismi, di vaticini, di cose completamente sballate, si sono drogati di visibilità, di vanità e adesso non ci ritogliamo più dalle palle. Quindi questa prima ha cominciato con le cassandrate, moriremo tutti, le cose, questa cos'è, una biologa? Vabbè, tutti vaccinisti erano. Poi le cose ovviamente, tutto a questo mondo c'ha un inizio, un'esasperazione, una fine, allora questi, lei come altri sono passati a propagandare, a occuparsi di gender, di geopolitica, di Medio Oriente, di questioni fondamentali, di scienze politiche, poi è passata al vino, questa è quella che ce l'ha col vino, non bisogna bere il vino perché è italiano, non bisogna mangiare la carne, invece la carne sintetica che dice l'Europa sì. E attualmente, dopo essersi anche occupata di varie questioni sessuali, oggi ci dà lezioni di corteggiamento. Lezioni di corteggiamento, questa me la so persa, me la devi spiegare Max, e spiegarla anche a quelli che ci stanno ascoltando, a coloro e a coloresse che ci stanno ascoltando. Sì, non è una cosa semplicissima, ovvero è una cosa semplice, ma nella edizione italiana del tutto si complica sempre in maniera inutile. No, pare che ci sia una pronuncia del TAR che vuole stabilire che cosa è lecito, che cosa non è lecito nella dialettica dell'attrazione tra i sessi. Quali sessi, scusa? Ecco appunto, quali sessi poi, perché visto che non... No? Peraltro poi ci sarà da perché dire qualcosa qui. Ne abbiamo almeno 7 o 8, no? Quindi non c'è solo il sì, maschio e la femmina. Tutte sfumature, tutte distinzioni così caprine. E cioè, questa ci si è buttata dentro con una serie di... Si è fatta fare un'intervista dal Corriere della Sera e questo è molto utile ai fini della comprensione del giornalismo, perché l'intervista c'erano 3 domande e queste domande erano come, ovvero, quali? Così. E questo era un monologo, no? Noi sappiamo, perché facciamo questo mestiere da troppi anni, che queste non sono domande, sono raccordi alla vasellina. Tu mi fai una traccia o detta, o scritto, o registrata, dici tutto, io ogni tanto spezzo per far finta che ci sono e dico come? Oppure quelle cose tipo... Ovvero? No, ovvero è già complicato, no? È troppo raffinato, troppo complesso. Beh sì, del tipo, non lo so, tu, riferito all'interlocutore, sei stato tra i più grandi interpreti di questa cosa, ecco, le domande sono quella roba lì. E questa no, che però, dice... però devo dire, Max, che una domanda del tipo, ma cosa intende? Beh, questa è raffinata,
È roba forte, sono domande davanti alle quali uno si mette a tremare. E difatti non la fanno quasi mai, cioè dicono Quale? Cioè robe così. Sì, no, sono cose. E questa di Scetta, io adesso sto andando a riprendere il pezzo, se lo trovo. Al giorno d'oggi, se una donna è interessata a ricevere un corteggiamento, non ha alcun problema ad accettare le avance o a corteggiare a sua volta. Quindi, se esprime disagio o allontana il corteggiatore, significa che non è interessata. E chi continua a manifestare interesse sta abusando del suo spazio. Capisci tu? Capisci tu? Cioè, cosa dicevano le nostre bisnonne? Ricordiamo, la mia bisnonna diceva esattamente così, senti un po'. Ricordiamoci che il corteggiamento è un processo interattivo, una relazione a due, non un passaggio univoco. L'idea che ci sia una persona attiva e una passiva è vecchissima e superata, lo diceva anche la mia nonna, lo sai? Sì, anche la mia. Risparmiava parole. Lascia stare che quella lì non è per te, lasciala stare. E di solito aveva ragione, oltretutto, no? Però quella non ci sta, non ci vuole. Ha studiato. La viola del pensiero debole. Ecco, ascolta, senti, la mia nonna diceva anche questo: non esiste, non è sana una relazione in cui c'è un o una corteggiante e una persona passiva che riceve le avance. Il corteggiamento, diceva la mia nonna, è un processo che prevede sempre due movimenti. Succede per gli animali, figuriamoci per gli esseri umani. Se una donna è interessata, non ha nessun problema a dimostrarlo. Non siamo nel Medioevo, diceva nonna Cainarca. C'è chi lo dice direttamente, chi lo fa capire. Di sicuro disappunto, nervosismo e fastidio sono segnali che devono far interrompere il corteggiamento, e questo lo diceva la nonna del Papa. Ci deve essere l'intelligenza di fare un passo indietro di fronte a un atteggiamento sgradito, tanto più in una situazione come questa. Giusto? Esatto, diceva quello là. Sì, dopo noi ci stupiamo perché i giornali non li comprano più, ma chi dovrebbe comprarli? Cioè qui siamo tornati dietro, almeno quando si pigliavano i rotocalchi della parrucchiera, no? Novella 2000, quelle robe lì, c'era più sostanza, ma non è una polemica, c'era più sostanza. C'è tutta un'aria fritta, un'acqua calda. Vabbè, questo deve cercare di stare a capito, come tanti, che tutti i giorni deve essere in mezzo a qualcosa. Però attenzione, c'è un passaggio interessante che congiunge effettivamente le nostre nonne con la dottoressa Viola. Sì. Entrambe tre dicono: stiamo parlando di un corteggiamento sul luogo di lavoro, e lì le cose si complicano. Banalmente, anche se avesse voluto, la ragazza del bar in questione non avrebbe potuto evitare di frequentare quel posto, visto che ci lavorava. Se un corteggiatore della ragazza del bar diventa invadente e porta la sua presenza costante sul luogo di lavoro, pur evitando atteggiamenti offensivi e pericolosi, secondo me sta commettendo un atto violento. Certo, Alzo sprach Antonella, scrivi tu, con poco rispetto della professoressa Viola. No, ma qui siamo a livelli proprio... Me la paragoni a Zarathustra, pensa un po'. Siamo a livelli filosofici, che ci posso fare io? Cioè, uno studia una vita. A me mi ha chiesto uno, giustamente, ma questi qua, cioè questa come Burioni, come altri, che stanno sempre a parlare dello scibile umano, ma quando è che fanno ricerca? Quando è che studiano? Sono nati con la scienza infusa, cioè passano, tra l'altro tutto in quella maniera da influencer, no? Cioè tutto surfando sulla superficialità, sull'ignoranza, sulla sconoscenza. Butti lì 4 frasi a improvviso fantasia. Ma tu quando hai studiato così la tua materia? Perché Max, di la verità, io sono rimasto illuminato, cioè ho avuto un'illuminazione quando ho letto che la professoressa Viola ci ha spiegato che l'attrazione non si può imporre. No, mica male però, no? Cioè, no. Ma... Sai che io forse non lo sapevo che l'attrazione non si può imporre. Sì, ma io non capisco peraltro, attenzione, le persone sono attratte da meccanismi complessi e difficilmente spiegabili. Cioè non è che con l'algoritmetto mi puoi spiegare l'attrazione, capisci? Sì, cioè a me Chiara Valerio non mi attrae. Ma neanche se mi mettono una pistola lì o mi dicono: guarda, ti do 15 milioni di euro, daccena, vedi un po' quello che puoi fare. Non ce la faccio perché non mi attrae. Io non so se è un meccanismo complesso. Ho idea, Max, che tu sei uno di quelli che fa la ruota come il pavone, come dice la professoressa Viola. Faccio la ruota io, sì.
La ruota della fortuna. Guarda, ti faccio. devi ricordare, Max, che le donne sono in grado di scegliere e le loro scelte vanno rispettate anche quando non piacciono. Sì, io vorrei sapere perché io che immagino le donne siano in grado di scegliere, lo so da quando avevo 10 anni, perché scelgono sempre quello che un pochino più, diciamo, quello che ti fa incazzare a te. quello più che offre prospettive. Ma vorrei sapere invece cosa sceglie la Viola, perché questa è nata che sta sempre candidata a tutto, adesso evidentemente sta facendo il rosario del banalismo woke, perché queste sono tutte cazzate, non c'è dentro niente. Il Corriere della Sera, che un tempo era il massimo organo politico, economico della borghesia milanese, ma non solo, si è ridotto a fare sta roba che non è neanche da sciampiste. Non c'è dentro niente, non vuol dire niente, non c'è una frase, una locuzione, un passaggio che abbia una concretezza. Allora vabbè, questi devono essere i personaggi, e vabbè, così parlò Antonella Viola, che è una che dice che se bevi un bicchiere di vino sta male e muori. Come più o meno faceva Draghi rispetto a qualcos'altro, come diceva infatti, Draghi. Difatti lì è quello, cioè andiamo a parare lì. E difatti è quello che vuole che si dica l'Unione Europea: il vino no, quello no, la carne no, ma la carne sintetica che fa Bill Gates sì, quella che vuole. Allora diciamocela com'è, tutta sta sega, i cosi, il corteggiamento, la donna sceglie, la dialettica attivo-passivo, no, è sempre il solito discorso: fate quello che dice l'Unione Europea. Poi da lì vedi quello che sta succedendo con questo schiumare d'odio, di rabbia, perché hanno cancellato le multe ai non trivaccinati. No? Poi ne parliamo, perché hai scritto un bell'articolo anche su questo, su Il Giornale d'Italia. È tutto collegato. Sì. Intanto però ho visto che ti sei occupato anche di un altro vippetto di quelli buoni, Elio Germano, l'attore. Sì, perché quello che tu scrivi, quello che ha trasformato Leopardi in un militante della Scatasuna, che per chi non lo sa è un centro sociale torinese di quelli che, insomma, di quelli agguerriti. Sì, di quelli che andrebbero chiusi, perché sono solo una fucina di terrorismo, ma sono protetti da determinate istituzioni, così come il Leoncavallo, che vige in regime di totale abusivismo da 50 anni. Eppure quello del Berlinguer alla Vaccinara, come scrivi tu. Ha fatto il video. Ha fatto il Berlinguer. Ha fatto il video per dire DDL Meloni è un vulnus alla democrazia, alla garanzia delle persone. Terribile. Sì, cioè perché non ho capito bene, perché non ci vuole più. Al limite si può fare, dice, al limite anche la protesta, al limite anche pacifica nei carceri, anche eventualmente, al limite anche l'abuso, l'occupazione di spazi autogestiti e delle case dell'altri, al limite anche pacificamente. Il regime, il governo le vuole rendere fuori legge perché c'è sta dittatura. Ste teste di cazzo non stavano quando ci stava per davvero la dittatura, che se non te bucavi 3 volte andando al cimitero te toglievano il lavoro, te toglievano il pane di bocca. Do cazzo stavate? Elio, ma vedi dannatene a fanculo te e tutta quella pletora di vetti di Cinecittà che spirano contro il DDL Meloni, perché deve essere questi vanno fa a rivoluzione con i carabinieri, come dicevano Unganesi, cioè io voglio perdere il soffia e il paraculo, però te me lo devi fa, cioè che cos'è sta roba che occupare, questo sono i discorsi che fa Ilaria Salis, però non gli basta farla, vogliono fare la rivoluzione in piena legittimità. Ma andate a far culo. Tu dici sono tutti figli di Enrico Maria Salerno, perché? Sì, perché detto lotto continuo. Enrico Maria Salerno era a sinistra di ogni rivoluzione, a sinistra di ogni impegno, a sinistra di ogni battaglia proletaria,
contro il potere fascista, borghese, capitalista, così. Era uno che arrivava a litigare, cioè fingeva di litigare con i registi che lo pagavano troppo, però aveva bisogno di essere pagato troppo rispetto al suo status, perché poi si sputtanava tutti i soldi in un passatempo. Guardala lì, amore. Si sputtanava tutti i soldi in un passatempo per niente proletario, ma molto borghese, molto da ricco, che era il poker. Era sempre pieno di debiti perché giocava d'azzardo, perdeva sempre, e quindi gli emolumenti da milionario gli stavano bene, però faceva la rivoluzione. Il giocatore di poker che faceva la Ecco, rivoluzione. tu in maniera molto interessante contrapponi Enrico Maria Salerno a Enzo Tortora, e uno Sì. dirà all'ascolto: ma cosa c'entra Enzo Tortora? C'entra come, no? Lo so, questa è una domanda vera, sensata. Cosa c'entra? Perché nessuno se lo ricorda più. Appunto. Anzi, ieri abbiamo avuto uno di questi capi della NM, dei magistrati, che ha detto: è sbagliatissimo fare di Tortora un martire, tirare ancora fuori la sua immagine. Per forza, cazzo, chissà, se non era martire lui, gli hanno fatto morire di cancro, torturandolo, mettendolo in galera, accusandolo. Era uno dei personaggi più in vista, lo hanno accusato di essere uno spacciatore al servizio di Cutolo, l'accusa più infamante che potesse esserci. Era tutto campato per aria e lo sapevano. Ecco, no, non facciamone un martire, no? Tortora fu l'unico che, essendo in fama di giornalista, conservatore, di destra, attaccava questi fenomeni qua. Gli Elio Germano dell'epoca, diciamo così. Io mi ricordo una formidabile polemica di una pagina, non saprei dire scritta dove. Tortora a un certo punto addirittura si era preso uno spazio sul giornale, te lo ricordi? Mi pare, adesso forse sto dicendo un'eresia, ma non credo, Il Monello, che tutti più o meno abbiamo letto. Lui aveva una rubrica e scriveva cose per niente fumettistiche. Mi ricordo la polemica con Giorgio Gaber, quando aveva fatto il salto della quaglia con Luporini, si era inventato il teatro canzone militante, perché Gaber è sempre stato uno di sinistra, che fingeva di essere anarchico come i vari De André, fingeva di essere equidistante, fingeva di essere al di sopra. In realtà era un propagandista con delle posizioni anche abbastanza sciocche, abbastanza puerili, ma in Italia basta essere puerili per passare in fama di intellettuali. E Gaber e Tortora gli diceva: amico, compagno Gaber, sono tutti bravi a fare rivoluzionari a pugno chiuso a 1 milione a sera in teatro, 1 milione nel 1970. Sì. Era l'unico. Infatti poi appena è stato possibile gli hanno fatto pagare, lo hanno distrutto. Era l'unico. Questa mi viene in mente che è un po' Bruno Lauzi, a dire il vero. Sì, anche lui. Che era un altro extra, era fuori dal giro. Infatti era emarginato anche lui. Non riuscirono a immaginare Battisti, che se ne sbatteva le balle, gli diedero del neonazista, ma Battisti era troppo grosso cioè non lo toccavano altre cose. Gli altri sì, gli altri li certo, che però immaginavano. vedi Max, che partendo diciamo in maniera così anche sarcastica, però alla fine si toccano nodi essenziali, no? Perché alla fine la storia di Enzo Tortora, che insomma, non è mai finita. Cioè, in realtà quel contesto che ha generato la persecuzione di Enzo Tortora non è morto per niente, è vivo, più che mai. È vivo perché rimane viva l'Italia fondamentalmente laida, disonesta, autoritaria, dove il potere lavora per il potere, dove non c'è nessuna garanzia di legalità, di equanimità. Cioè, ieri come oggi, come domani, se uno va contropelo al potere dominante, lo fai fuori preferibilmente per via giudiziaria, che poi è però si va parallela alla via scandalistica, alla via diffamatoria. Cioè ti dicono che tu, Tortora, che sei un conduttore, un giornalista, che non ha mai avuto una macchina in vita sua, che di fatto sei un mercante di morte, sei il braccio destro di Raffaele Cutolo, ti fanno morire dentro e poi dopo ti sbattono in galera, fingono di essersi sbagliati. Quando ti riabilitano tu sei già un cadavere, sei già uno che c'ha il cancro e muore dopo 6 mesi. Queste cose non cambiano mai, perché il potere italiano non cambia. Il
potere italiano è laido, il potere italiano, nessun potere è pulito, ma il potere italiano in particolare risale proprio dalla palude, risale proprio dalla fogna peggiore. Lo vediamo in questi giorni con tutti questi che schiumano sulle multe cancellate. Sì, poi ci arriviamo, però c'è un altro collegamento interessante che tu fai e che serve anche a riflettere, insomma, a pensarci sopra tra di noi e tra chi ci ascolta. Poi comincio a girarti anche i messaggi che stanno arrivando via WhatsApp al 340 6709 659. Poi apriremo nella seconda parte della trasmissione anche le linee telefoniche allo 02 92 94 7222 potete telefonare. Dicevo, a beneficio anche della nostra riflessione comune con le amiche e gli amici che ci ascoltano, che tu fai un altro collegamento interessante, no? Elio Germano che blatera contro il disegno di legge sicurezza, no? Autoritario, repressione, regime, eccetera, eccetera, in un contesto, tu scrivi, nel quale i balordi di periferia prendono in ostaggio quartieri interi, come il Corvetto, no? Saccheggiato con la scusa di difendere due Maranza. E dicono una cosa chiara, i rivoltosi: qui comandiamo noi, la polizia fuori dalle scatole. Giusto? Per non parlare dei treni, naturalmente, che sono un luogo pericolosissimo, per non parlare dei contesti sociali che tutti conosciamo e della sicurezza sociale, no? Qui siamo al garantismo per i balordi, tu scrivi, accompagnato dalle prediche dei VIP o vippetti o attorucoli che blaterano contro il regime. Ma dove sta sto regime? A me sembra una cosa abbastanza vergognosa, ma anche surreale, che all'indomani di una guerriglia che è durata 2 giorni, 2 notti in un quartiere già difficile come Corvetto, vengono fuori questi qua a dire che ce ne vuole di più, cioè che un decreto, un DDL che poi è carta, oramai la battaglia è persa, non lo richiudi quel vaso di Pandora lì. Anni di lassismo anche da destra hanno ingenerato la fondata convinzione che questi qua comandano, fanno quello che vogliono. Hanno subito messo sotto inchiesta i carabinieri che correvano dietro a 2 rapinatori. Altro che il mondo al contrario di quell'altro, cioè questo è il mondo sulla Luna. Poi ci arriviamo anche a quell'altro, perché tu hai fatto una bella recensione di una chiacchierata tra titani. Sì. Poi ci arriviamo alla chiacchierata tra titani. Però, e allora qui mettono a ferro e fuoco una città come Milano, ecco, e questi qua dicono no, non è successo niente, ce ne vuole di più, perché sennò è regime. Sì, appunto. Che cazzo dicono sti qua? Certo, diciamo che le risposte per cui... ma come fai a rispondere a questo clima sociale, a questa garanzia, al garantismo per i balordi? Non rispondi, cioè o li metti per rispondere a una battaglia persa, perché coi matti non ragioni, con quelli malafede neanche. Io cerco di rispondere allora, la strada mettendoli alla berlina. La strada non mi pare agire sul codice penale, no? Perché inasprire le pene somiglia tanto al comportamento dei governatori spagnoli descritti dal Manzoni, no? Vengono fuori con le gride. Mi sembra, più o meno. Credo che la via penale è poco proficua, così come tu dici anche mettere multe, aumentare le pene per quanto concerne il codice della strada, no? Debutta il 14, sabato prossimo, il nuovo codice quello lì della serve strada. solo a far soldi, è una tassa indiretta, mascherata, serve solo a far soldi. Almeno lì c'è una finalità, tiro su qualche quattrino, però l'aumento delle pene secondo il codice penale forse è ancora meno efficace. Come si fa a andare contro ai balordi stile Corvetto, secondo te? Non vedo una soluzione, perché la polizia è mandata lì con puri compiti di argine fisico, cioè li mandano lì a prendere botte. E poi il poliziotto dice: chi me lo fa fare? Il poliziotto dice è demotivato, questi li mandano lì a prendere botte. La nostra è una sicurezza meramente passiva e fatalistica, cioè succede quel che succede. Io è un pezzo che dico che questa battaglia è persa, cioè l'Italia si è islamizzata, comandano questi e non ma torna guarda indietro che questa osservazione l'ha fatta sulla Francia anche Welbeck, non so se hai visto la sua intervista l'altro giorno sul Corriere della Sera, che in estrema sintesi questo dice: sono passati 10 anni dal mio romanzo, che usciva tra l'altro il giorno della strage alla redazione di Charlie Hebdo, molto sinistramente, e la situazione è peggiorata, dice Welbeck. Non è che faccia una gran scoperta, è la scoperta dell'acqua calda, ma insomma quello è.
È peggiorata, sì, perché si voleva che peggiorasse. Perché non c'è stato nessuno né in Francia né in bene o Italia. male, a me mi corre un po' un brivido però, perché mi sembra che le cose stiano andando esattamente come Houellebecq aveva scritto nel suo romanzo. Qualcuno l'ha liquidato un po' come un romanzetto del cavolo. Non mi pare proprio di no. No, lui aveva intuito questo, che c'era una volontà Appunto, che politica, diventa ideologica, istituzionale, no? perché questo andasse avanti. Diventa istituzionale la questione, perché poi lui nel romanzo descrive la presa del potere in maniera molto soft, peraltro, no? Cioè c'è No. qualche morto in qualche stazione di servizio, lungo le autostrade, però alla fine sono tutti contenti che arriva il presidente musulmano. Che è quello che succede, infatti. Guarda, già in tutta l'Inghilterra, in tutto il Regno Unito, praticamente quasi tutti i sindaci, il 95% dei sindaci sono o islamici, musulmani, sono di provenienza araba, con quello che ne consegue, perché insomma questi poi fanno anche gli interessi loro. E di fronte a tutto questo tu, individui chiaramente il quadro e anche i responsabili, se vogliamo, perché la magistratura tutela gli abusivi a discapito dei proprietari, tutela i violenti a scapito di chi deve garantire l'ordine e quindi diciamo quello è senz'altro, e torniamo al discorso di prima, vedi Enzo Tortora, quello è un nodo mica da poco, però anche lì c'è un pudore, diciamo, una timidezza nell'affrontare quel nodo della magistratura in Italia che ne hanno paura tutti. In sostanza, nessuno ci mette mano veramente. Perché poi alla fine se il poliziotto si rassegna e dice perché lo fa? Perché è il magistrato che poi vanifica il suo lavoro. O no? Cossiga era un uomo dei servizi ed era un uomo molto potente. Mm. Era un uomo che quando ha gestito in maniera disastrosa tutta la vicenda Moro, si è fatto da parte sapendo che dopo 1 anno e mezzo lo facevano Presidente della Repubblica. Basterebbe quello. Eppure la magistratura è riuscita a farlo fuori. Berlusconi a un certo punto era un sultano, come lo chiamava Giovanni Sartori, aveva una potenza mediatica e anche di popolarità inarginabile. Ha ingaggiato battaglia con la magistratura per i successivi 30 anni. L'ha persa sostanzialmente. Sostanzialmente l'ha persa perché comunque anche se l'è cavata lo hanno consumato fino a ammazzare. Se l'è cavata lui, ma insomma perché aveva miliardi in lire e centinaia di milioni in euro da spendere in avvocati e poteva permetterselo. Ma però ecco, certo, da un punto di vista la battaglia sostanzialmente politica l'ha persa. Esatto. Allora la gente dice, la Meloni dice io devo durare. Cioè mi facessero anche fuori, peraltro tramite sempre Forza Italia, tramite Mediaset, mi segassero anche le cose familiari, il cognato, l'ex compagno che faceva il galletto in televisione. Sì. Però sulle cose serie io devo durare, ha una paura fottuta. Cioè quando politico dice la Meloni è un personaggio importante d'Europa, irride, la prende in giro. La Meloni è debolissima e sa che deve andare d'accordo con questi qua. Beh, chiarissimo. Allora Max, alle 10:30 noi abbiamo una piccola pausa, poi dopo apriamo anche le linee telefoniche, ma parliamo pure del condono delle multe ai Novax. Dove erano questi eli germani quando c'era la dittatura su questo tema qui? Dove erano questi qui, senza andare troppo indietro nel tempo? Pochi anni fa. Erano dietro le mascherine. Tra poco. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Entra anche tu nell'Osteria Padana del Jazz. Il maestro Ciato, il simpatico Franco Bertarelli e il simpaticissimo Raff ti aspettano per percorrere insieme la lunga strada del jazz con passione e simpatia. Accendi la radio e ascolta l'Osteria Padana del Jazz in diretta su Radio Padania Libera tutti i venerdì dalle ore 22, in replica il martedì notte dalle ore 2.
che ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Voglio ricordarvi che da questo momento è disponibile la nostra soluzione alla bava di lumaca Bronco Free, soluzione alla bava di lumaca Timo Verbena al tè e papavero, che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca e, grazie alla presenza della bava di lumaca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. Un prodotto che noi proponiamo sempre uguale da 18 anni. La grande offerta per voi di Radio Libertà è quella di prenotare 3 flaconi, quindi siete a posto autunno e inverno, ma una scadenza di 2 anni. 3 flaconi a 59 euro. Il trasporto non lo pagate, quindi chiamate 030 68 40 408. Se chiamate stamattina, un regalo bellissimo per voi. 030 68 40 408. Chiamate o visitate il sito oliacerbis.com e sul nostro link integratori entrate e vi troverete un mondo straordinario. Allora, pare che siamo di nuovo in diretta, è tutta Sì, la vita è tutta un'apparenza, pare che siamo in diretta. Ci siamo, Ci sei e andiamo all'altro tema che hai affrontato in questi giorni. Poi però sono molto curioso di sentire la tua opinione. Io non l'ho visto, devo dire la verità, sul il dialogo dei massimi sistemi tra il signor Federico Lucia e il generalissimo onorevole. Poi me lo racconti te perché io mi fido di te, Max. Io non l'ho visto, non ho avuto né la... No, mi è sfuggito, me l'ho detto, me lo devo guardare, ma non me lo sono guardato. Per cui te lo sei guardato tu e io ne approfitto. Però dicevi prima, ma dove erano questi Eli Germani quando c'era la dittatura di quella roba là? Che ci facevano fare quella roba là perché altrimenti ti multavano? Adesso il condono delle multe ha fatto incazzare tutti questi tutori di che cosa? Tutori di che poi? Boh. Per me sono tutori dell'illegalità e della dittatura. All'epoca però si erano prestati gli Eli Germani, no? Tutti dietro la mascherina, perché sono dei propagandisti. Perché questi qua, se non vanno dietro alla cultura egemone, che è sempre quella del PD, della sinistra, non lavorano, non vincono i premi, non fanno i libri, non fanno fatturato, non vanno ai festival letterari di Chiara Valerio, che chiama in nome di Giulia Cecchettin, chiama uno che poi viene condannato per molestie o violenze, sono una donna a 4 anni, il quale subito, essendo di sinistra, dice: io sono un martire, io sono come Tortora, colpiscono me per colpire la libertà, cioè si scade sempre nel ridicolo. Allora questi qua sanno perfettamente, loro dicono: la Meloni è debolissima, la Meloni non ha niente, non ha strutture tantomeno culturali, quindi deve fare quello che le dicono, vuole durare, e questi qua sono dei propagandisti che in tempi di regime autoritario e illegale e fuori dalla Costituzione, perché multare uno perché non si è fatto 3 dosi, togliergli il lavoro, condannarlo all'uscita, all'emarginazione civile e sociale, non ha niente di legale e non è previsto da nessuna legge. Questa è dittatura, e questi qua la teorizzavano, la difendevano, facevano gli spot, facevano le foto. La Mannoia, che fa un disco con quanti anni ha? 75, dice: io sono una ribelle. Ma quale ribelle? Ma cazzo, eravate tutti in fila a dire che faceva bene Draghi, che avevano ragione a imporre una dittatura per una roba che sapevano non serviva, infatti non è servita, per una roba che sanitariamente era sciagurata e non serviva, e da un punto di vista politico era funzionale al solo fine del controllo, l'oppressione da potere, da regime. E infatti oggi cosa dicono questi qua? Dicono, allora si rotolano, dicono che questa è la mancanza di democrazia. No, la Meloni non ha fatto altro che a cancellare una norma autoritaria e anticostituzionale, era il minimo. Era il minimo. Oltretutto incassare quelle multe costava più che a abolirle, quindi, ma non è che è cambiato niente, sono sempre tutti lì alla finestra. Questi qua
Schiumano perché gli viene meno un potere, un elemento simbolico di potere, di controllo. Tutti quelli che schiumano sono tutti delle nullità, sono dei personaggi ignobili, proprio da facce grandignolesche del potere, come avrebbe detto Pasolini. Erano gli stessi che si vantavano di fregare i posti ai Novax per la strada, ai tavolini dei bar, che li prendevano in giro, che gli auguravano la morte, che li paragonavano a Sottorazza, avevano degli accenti proprio nazistoidi, che godevano quando si ammalavano, poi si ammalavano per le dosi, non perché non si vaccinavano, che ti facevano la telefonata, che spiavano se tu andavi a trovare una madre malata o ricevevi un amico in casa, quella roba lì. E adesso schiumano rabbia. Perché schiumano rabbia? A parte perché sono fanatici, ma dal punto di vista della politica perché anche questo, il vaccino era e resta un elemento di potere, un elemento di sabotaggio e di disturbo. Cioè noi vediamo Forza Italia, che è una delle eredità perverse di Berlusconi. Forza Italia non è mai stato un partito, è sempre stata un'articolazione di Berlusconi, dai tratti così fittizi e autoritari, e oggi sono in alleanza col PD. Lo sappiamo tutti che questa roba serve a indebolire la Meloni e ad attaccarla dall'interno. Forza Italia e PD contro l'abolizione delle multe, contro la Meloni che le ha tolte. Perché? Perché devono fare le alleanze loro in prospettiva. Infatti, è una cosa schifosa, è una cosa vergognosa. A livello iconografico, cioè le due foto che accompagnano il tuo pezzo sul Giornale d'Italia sono quelle dell'ex ministro Speranza e di Licia Ronzulli. Sì, sono i due forse più arroganti, più tracotanti. La Ronzulli è quella che comanda in commissione Covid. Speranza ancora gira, il libro non glielo compra nessuno, però lui ancora gira e insolentisce quelli che gli arrivano lì in carrozzina, i malati. A uno gli ha detto: tu sei un assassino l'anno scorso. C'è tanto di video. Questo qui, dopo i vaccini, si è paralizzato. Io lo conosco, non si muove più. E dice no. Prima gli ha detto: te la sei cercata e hai firmato la liberatoria. Poi gli ha detto: voi siete degli assassini. Ma cazzo. E poi mi parlano di regime. Sì, il regime c'è, quello che piace a loro però. Senti, nel tuo articolo tu fai riferimento a un altro tema che non è stato affatto affrontato. Noi ne abbiamo parlato a suo tempo, oltre che con te, anche con il collega Maurizio Bolognetti, no? Che aveva scritto un libro nel quale documentava la questione dei conflitti di interesse. Conflitti di interesse si riassume in una cosa molto semplice, per esempio, no? Tu ricordi il direttivo della Food and Drug Administration americana, che è l'agenzia del farmaco sostanzialmente, per dirla un po' grossolanamente, e tanto altro, ma è anche agenzia del farmaco americana, che è l'equivalente dell'EMA, cioè la European Medicine Agency, che è l'agenzia europea del farmaco, su cui ci eravamo soffermati anche lì in relazione a clamorosi casi di conflitti di interesse. Beh, il direttivo della Food and Drug americana è composto dai boss di Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer e Fauci, naturalmente. Allora, conflitto di interessi è perfino una locuzione diminutiva della realtà. Come fai a dire che ti autorizza quello che deve essere autorizzato? Quello lì è un concerto di interessi. Sono tutti dentro, chiaramente nessuno lo dice, o quasi nessuno, ma anche in questa storia all'italiana del vaccino erano tutti dentro. Pure stava alla finestra la Meloni, ma io non mi fido della Meloni. Cioè, questa qui è una che, dovendo fare quello che dice l'Europa, la von der Leyen, la finanza, Mattarello, questa qui è una che alla prima vera occasione richiude tutto anche lei. Ma lo sappiamo, lo sa, lo dice. Quindi ha tolto queste multe perché intanto era impossibile riscuoterle, poi perché era una cosa troppo però a lei oramai dell'elettorato di destra quindi non ne frega più niente. Lei deve durare. Allora, Max, vedo che il tempo scorre, sono le 10:41, dalla regia Andrea mi fa cenno che c'è una telefonata in attesa, non abbiamo ancora formalmente aperto le telefonate, ma le apriamo in questo momento, quindi chi vuole intervenire può farlo con Max e Del Papa allo 02 92 94 7222. Poi ti do conto dei messaggi via WhatsApp al 340 6709 659, 340 6709 659, messaggi via WhatsApp anche audio. Sentiamo la prima telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Giampaolo Bernasconi da Polapio in provincia di Como. Buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo dire questa cosa, su Enzo Tortora sono completamente d'accordo,
la magistratura ha un potere stabiliente in Italia. Basta pensare al magistrato Nicola Gratteri che ha una scorta di 5, io ho letto che ha una scorta di 5 gipponi blindati, ho letto su Libero, non so se è vero ma penso che sia vero. E un cittadino comune che cade in mano a questi manettari di magistrati italiani è completamente sprovvisto di potere, come è stato per Enzo Tortora. Però volevo dire, sul discorso di Forza Italia, io voto Forza Italia. C'è stata una definizione da parte di un professore della London School of Economics che diceva Forza Italia is not a political party, is an electoral machine. Forza Italia non è un partito politico ma una macchina elettorale. Allora io posso essere d'accordo che la struttura sia legata a Berlusconi, però Forza Italia è un partito politico che funziona e io sono d'accordo, e su questo non sono d'accordo con voi, sulle multe, cioè non sono d'accordo ad aver tolto le multe nei confronti di chi non si vaccinava, perché secondo me chi non si è vaccinato ha creato un danno al prossimo. Grazie, buongiorno. Buongiorno a lei. Non so se ci sono. Sì, c'è un'altra telefonata, quindi Max, le telefonate le sentiamo in fila, poi ci fermiamo un attimo e così abbiamo il tempo di interloquire. Pronto? Sì, buongiorno, sono Aldo, chiamo da Bergamo, sono un Buongiorno. piccolo imprenditore. Buongiorno a tutte e due. Volevo solo fare una piccola precisazione. Se io 40 anni che ho lo stesso ditta con 40 dipendenti nell'edilizia, vi dico che 20 anni fa si lavorava bene, adesso è un disastro. Un disastro su tutti. Cioè, uno che parte adesso a fare il nostro lavoro è meglio che lascia perdere. Ma se lei dovesse mi scusi, se lei dovesse sintetizzare le cause del disastro, proprio facendo la sintesi estrema, quali sono le cause del disastro che è peggiorato tutto? Burocrazia. Io in ufficio avevo 2 persone fino a 15 anni fa, adesso ne ho 6 e non riesco a espletare tutte le carte. Poi il cane che si morde la coda, fai una cosa non va bene all'altro, è diventato, il lavoro è passato in secondo piano. Sì. È tutta la burocrazia, poi corsi su corsi, gli operai, giustamente, formazione, sicurezza, tutto quello che vuoi, ma tutto a carico nostro. Perché io ho fermato gli operai, 40 persone, 8 ore per 2 giorni li ho pagati io. Dopo il sindacalista mi viene a dire ma il corso glielo faccio gratis. Mi faccia fare... Scusi. No, prego, mi veniva una battuta. Insegnare ai bergamaschi come si fa ai muratori è come insegnare ai gatti come ci si arrampica sui muri. Bravo. Ma sai qual è il problema che le dico? Che vengono dei ragazzi giustamente preparati ingegneri a fare il corso a dire a un ruspista che ha 30 anni che usa escavatore come deve fare caricare sul camion. E tu devi ascoltarlo. E il mio operaio mi dice che è scemo un dialetto. Tu fai quello che ti dice, poi caricalo come vuoi. Cioè, siamo arrivati a questo punto. Ridicolo. Il corso per il muletto, il corso per la circolare, il corso per la gru, il corso per lo scavatorino. Senta, ma non è che lei mi sta inventando le cose, forse le sta inventando. E poi tutti fermi, i costi, e ti vengo a dire ma il corso te lo faccio gratis, non è il corso che costa, sono gli 40 operai fermi 2 giorni che pago io che mi costano. E questi sono tutti costi che poi vanno a gravare su tutta la struttura naturalmente. Lei ha fatto una cosa, poi l'altra prego. Una cosa veloce io in materia sono molto ignorante, però non erano obbligatorio i vaccini, perché devo prendere la multa se il vaccino è obbligatorio? Appunto. La mia domanda, però... No, ma infatti adesso cerchiamo di ragionarci sopra, perché lei ha fatto una sintesi meravigliosa. È uno dei motivi per cui io adoro i bergamaschi, la bergamaschitudine, perché hanno una capacità di sintesi fenomenale, oltre ad essere delle macchine da lavoro. Grazie. Grazie a lei. C'è un'altra telefonata ancora, poi ci fermiamo un attimo, Max, se no ci incasiniamo. Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno Tenasca. Buongiorno. Una domanda a Del Papa che io ammiro molto. Senta, ma io me ne strafotterei che dicono che è un regime. Io una trasmissione come Report dicessero che è un regime, io la elimino. Allora io qui l'ho denunciato in questa radio parecchie volte. La potenza di questo Sigfrido Ranucci, che è il fratello di un altro papavero della Guardia di Finanza. Quello che è stato mandato in onda domenica, degli audio privati, sì, che esatto. non si sa neanche come sono riusciti ad avere questi, ma molto prima di Striano, no? Quando lui si vantava davanti al deputato Ruggeri, ti ricordi? Gli diceva io tanto so dossier su tutti, io lo so che tu ti fai di coca, va bene? Praticamente questa aura che loro hanno di potenza, di arroganza, di prepotenza. Ma
ma perché è permessa dalla RAI? A questo punto dico io, la RAI dicono che è di centrodestra, e ora facciamola veramente di centrodestra. Allora, grazie, Tu grazie. non permetti più. Dobbiamo essere brevi, ma grazie mille anche per questo intervento. Max, hai 3 telefonate fenomenalmente piene di spunti, secondo me. Dimmi la tua. Sì, sulla prima non ho niente da dire, perché c'è uno che dice no, io sono di Forza Italia e quindi le multe sui vaccini e sui non vaccinati andavano mantenute, si commenta da solo. Gli ha già risposto il nostro amico Comasco. Bergamasco, scusa, sì. Quindi si potrebbe dire sì, ma questi vaccini oltretutto non immunizzavano, non coprivano, facevano ammalare. Però sarebbe un discorso circolare, perché sta gente lo sa benissimo. Cioè, questo qui sta dicendo quello che dicevo io. Essendo io di Forza Italia si allea col PD e quindi io penso quello che mi dice di pensare. Ascolta, Lupi, invece il nostro amico Bergamasco, secondo me, Max, ha fatto una sintesi fantastica che peraltro diciamo dà la misura di quanto ma importante, non è l'unico, di quanto importante sia la radio, perché ascoltare queste parole è diverso che leggerle. È diverso che leggerle. Tu senti dalla viva voce di uno che lavora tutti i giorni anche il senso di quello che sta dicendo, perché se lo leggi per senti iscritto, la concitazione, senti nero su bianco, l'inflessione, no? Che se te lo trovi su una pagina è un'altra roba, diventa freddo, diventa una cosa teorica. Qua invece abbiamo un'esperienza di vita concreta che vale 100.000 editoriali di 100.000 giornali, giornalini, giornaloni, giornaletti. Secondo me quel nostro amico da Bergamo ha fatto una sintesi fenomenale. E peraltro sul sito Porro è uscita una lettera speculare, questa volta da imprenditori marchigiani, giovani che hanno ereditato un'azienda di famiglia, dice le stesse cose a Bergamo come nelle Marche. E allora, ma tu ti rendi conto, ma che abbiamo passato 20-30 anni i ministri della pubblica istruzione che digitalizzano, che semplificano, che tagliano, che bruciano le leggi, che tagliano le norme. Che cavolo hanno tagliato? Niente. Quello che dicevo prima. Questi, e la Meloni per buona ultima, deve durare, quindi deve fare quello che dice l'Europa. Questa è tutta roba, queste cose che diceva l'ascoltatore bergamasco, è tutta Europa, è tutta Unione Europea, sono prescrizioni, burocrazia inutile che ci stratifica, e tra impedisce di l'altro lavorare. il foraggio, cioè il soldo dei corsi di formazione, è tutto su prescrizione europea. I soldi sono sempre nostri perché arrivano dalle tasche quello nostre. Lì è un business micidiale. Ieri mi torna mia moglie dopo 3 ore in teatro a fare uno di sti corsi sull'educazione psicosessuale, quello che vogliono quelle di Verdi Europa Sinistra. E ha detto, a un certo punto dormivamo tutte le solite frasi fatte, lo psicologismo ultra, e poi si finiva con le tartine, no, perché è un po' quello che diceva la Viola. Mia moglie è stata 3-4 ore ieri, fa l'avvocato, è andata a uno di questi corsi dove si ripetevano concetti violeschi. È un business colossale, ma è un business anche quello così al limite della truffa, insomma. Allora, Max, ti giro velocemente, poi c'è la questione di Ranucci e io devo dire la verità. Ranucci teoricamente fa il nostro mestiere, no? Giornalista. Però io di quel soggetto lì ho paura. Quindi me ne sto zitto, perché il nostro amico ascoltatore c'ha ragione, è inquietante. Cioè sentire adesso, io posso avere antipatia per il ministro San Giuliano, posso ridere, deriderlo, ha fatto una figura da pirla, tutto quello che vogliamo, però sentire la sfuriata della moglie, che poi è stata anche contro, ma comunque un brandello di conversazione totalmente privata, a me mi mette i brividi, mi fa schifo e mi mette i brividi e mi fa anche un po' paura. Ma quella lì sono cose dei servizi. Appunto dico, per quello mi fa paura. Sono punture di spillo sempre alla Meloni per farle capire che deve rigar dritta. È una roba totalmente illecita, però io voglio vedere se l'ordine dei giornalisti c'ha qualcosa da dire. Non credo proprio. Le robe passano tutte in cavalleria. Ma perché oggi l'informazione giornalismo si fa così. Allora, cioè oggi è Dagospia o è Striscia la Notizia, che peraltro si sono alleate.
Cioè, se due spioni intriganti come D'Agostino e Ricci si alleano, vorrà dire qualcosa. C'è dietro una regia. Allora, Carmen scrive oggi Max del Papa, fantastico, ove l'aggettivo è scritto tutto in maiuscolo. Auguri a tutti. Grazie Wow. Carmen, auguri anche a te. 11 secondi di audio messaggio che non conosco, ma lo mandiamo in onda. Sentiamo un po' cosa dice il nostro amico ascoltatore. Buongiorno Max, volevo chiedere una spiegazione a questo. Come mai sento il mio piede fortemente attratto dallo stinco della professoressa Viola? Me lo potete spiegare? Ciao. No. Perché tu hai un'attrazione tossica, non sana. Forse hai bevuto troppo vino. Sparati un vaccino con dentro la carne sintetica, tanto è tutta roba di Bill Gates, vedrai che ti passa. Allora, Francesco ti scrive, ma se a Del Papa non gli va bene niente dell'Italia, perché non prende, non se ne va in un paese che lui ritiene su misura per lui? Sì, questo deve essere uno di anche lui di Forza Italia, così. Non lo so, appena c'ho i soldi lo faccio, non ti preoccupare. Se mi basta la salute, avessi 2 soldi lo farei subito. Però questa idea che non bisogna criticare per non disturbare il potere mi sembra esemplare, no? Allora, altro messaggio. Gentile Giulio Cainarca, Radio Libertà, ospite giornalista. Grazie. Propongo di levare le macchine ai carabinieri e ai poliziotti, le varie pistole, diamogli bussolotti e scarpette da tennis per correre. Abbiamo toccato il fondo, non ci accorgiamo. La punizione è necessaria, è un diritto. Silvio Pellico lo scriveva tanti anni fa. Se non c'è la punizione e la deterrenza, din don dan. Grazie signor Giulio Campanaro, scrive questo ascoltatore o ascoltatrice. C'è un altro lungo messaggio, te lo leggo Max, a chi in questo momento si scandalizza perché una minoranza di gente definita Novax che ha deciso di pensare con la propria testa sia riuscito ad avere la meglio su 4 incompetenti. Noi 0 dosi abbiamo vinto, poco da dire. Vabbè. Questa è un'altra roba di quelle io ho vinto, te hai perso, io sono intelligente, tu sei un cretino, vedi alla voce trasmissione della settimana scorsa. Non solo, si stanno cagando addosso perché sanno benissimo che lo stesso principio potrebbe essere applicato alla dittatura tributaria che è in vigore in Italia da sempre. Si rendono conto che in questo caso basta un gruppo tutto sommato neanche tanto grande per far saltare tutto in un attimo. Sanno che, vi ricordate i successoni dello sciopero fiscale in Italia, no? Sanno che se salta il sistema parassitico per troppa gente arriva il momento di cercarsi un lavoro per la prima volta nella loro vita di essere insignificanti. Bene, andiamo in pace perché la messa è finita. La predica l'abbiamo letta. Sentiamo 32 secondi di audiomessaggio. Quindi? Ecco, no, non era partito. Riapriamo il canale dall'inizio. Buongiorno Max, buongiorno Cainarca. Una considerazione, ma questi Novax, chiamati così, è un modo dispregiativo, che non si sono vaccinati, che hanno rischiato di pagare delle multe, secondo me andrebbero premiati, che hanno dimostrato chiaramente che senza vaccinarsi hanno superato il Covid, alla faccia di quello che diceva Draghi e di quello che diceva quell'astro nascente di Speranza. Allora Max, vai veloce perché qua abbiamo una quantità di messaggi impressionante, te li devo leggere tutti. Lo so, mi fa piacere anche perché noi non teniamo... E sto tenendo le linee chiuse. Vai. Questa cosa dei Novax hanno vinto, Novax no. Cioè la faccenda qui non era su chi non si vaccinava, era su chi non si faceva la terza e successive dosi. Guardate che c'è una differenza fondamentale. Cioè hanno multato quelli che si erano fatti le 2 dosi, si erano contagiati lo stesso e non avevano fatto la terza, la quarta, la quinta. Quindi qui viene fuori proprio l'idea di una dittatura, di un potere completamente corroso e corrotto. Non è neanche, a parte che uno doveva fare quello che si sentiva, il corpo era il suo, ma qui non è questione il potere democratico contro chi non si vaccinava, era il potere autoritario contro chi non si faceva 3 dosi. Siamo precisi. Allora, Gio da Torino, buongiorno, mi è rimasta indelebile l'immagine del grande Enzo Tortora con le manette ai polsi come sfregio alla sua onestà. Spero che alla magistratura vengano imposte regole etiche come per qualsiasi uomo del popolo che se sbaglia deve pagare, sia materialmente che moralmente. Grazie, scrive Gio da Torino. Posso solo dire, en passant, che ho appena intervistato fior di neuroscienziati ed esperti che hanno prestato la loro opera per una bellissima consulenza, lo dico da lettore e da cittadino di questo paese, per il processo relativo alla strage di Erba, una consulenza in tema di deposizione, il riconoscimento e la memoria, signor Frigerio, e le confessioni dei 2 che sono stati condannati, Olindo Romano e Rosa Bazzi. Una consulenza bellissima per il profilo scientifico, etico, civile, giuridico che è stata messa nel cesso, buttata nel cesso dalla Corte d'Appello di Brescia,
che ha detto non vale niente. Allora ho intervistato quelli che l'hanno fatta, sono i massimi neuroscienziati italiani e non solo italiani, sono esperti di livello internazionale, ai quali ho semplicemente chiesto: ma le persone che avevano interrogato quei due lì, che li hanno arrestati e interrogati, potevano rendersi conto che questi due erano due, diciamo così, ritardati, circonvenibili, vulnerabili, vulnerabilissimi? Vi lascerò gustare le risposte, perché poi manderemo in onda queste conversazioni con fior di scienziati, ripeto, che sono stati trattati da deficienti da 3 giudici. Max, è così. Ma qui c'è un parallelo, tranquillo, bellissimo. Cioè i neuroscienziati di livello internazionale che vengono trattati come carta straccia fanno il paio con i luminari, i cardiologi di fama internazionale, uno per tutti Giuseppe Barbaro, del quale sono amico, che fa delle conferenze alle quali assisto, complicatissime, scientifiche, non da astrologo o da alchimista, non dove da, ti spiega non per da come, abbiamo vinto perché, noi, non da abbiamo vinto noi, mi viene da dire. e ti spiega come e perché i vaccini agiscono come agiscono e quindi crepano il cuore, le miocarditi, come agisce la proteina spike, come agiscono le modificazioni genetiche, eccetera. Sono cose di una difficoltà scientifica. Barbaro, come altri, è un luminare primario cardiologo al Policlinico Gemelli di Roma, tra i più quotati a livello internazionale. Arriva l'ascoltatore e dice: io sono di Forza Italia, togliere le multe ai non vaccinati è stato sbagliato. Perché? Non lo dice. Allora, salutiamo Battista. Forza Italia è morta col grande Berlusconi, in questa nazione sono tutelati i delinquenti. Purtroppo c'è anche nata col grande Berlusconi, che ha lasciato quello che era. Dopodiché abbiamo Edda, che salutiamo, ha fatto numerosi messaggi e non possiamo leggerli tutti, ma li cito perché sono le 10.58. Mary: anche in sanità i costi burocratici sono spaventosi. Una visita 5 minuti, 30 minuti per la burocrazia. Luca da Brescia: saluto e abbraccio a grande Max. Che ne dite di proporre l'ascolto a oltranza dell'audio dell'impresario di Bergamo a tutti quegli acefali che emanano leggi circolari corsi a cazzo? 25 secondi di audiomessaggio, vediamo di farlo sentire. Posso dire la mia: i corsi, quelli di sicurezza, tutte quelle robe lì, vengono fatti anche online, praticamente col telefonino, poi devi fare delle risposte, proprio una casata solo per mangiare soldi, è un business impressionante veramente. Saluti, Fabio da Udine. Ciao Fabio, certo, quello che dice Raffaella, quello che dice Max del Papa che chi non si è vaccinato ha fatto un danno agli altri, quello che dice a Max del Papa che chi non si è vaccinato ha fatto un danno agli altri, che coraggio, scrive l'ascoltatrice. Burioni in prima pagina di Repubblica ieri, un commento Max, o meglio di no, il vaccino mRNA contro il Covid, il Burioni sappiamo cosa dice. Vado di corsa perché veramente dobbiamo chiudere. Enzo da Como: con tutti i soldi spesi per fare i tamponi per andare a trovare mia mamma all'ospedale per 3 mesi, altro che multa ho dovuto pagare. Ancora, ha ragione Max, io non ne ho fatte nemmeno una, ma avendo il Covid nel momento in cui le ASL hanno comunicato la lista dei cattivoni che non si facevano la terza dose, sono rimasta nel limbo, non ho ricevuto la cartella. Sono dei broccioni, che non so cosa significhi, anche nell'emissione delle multe. 39 secondi di messaggio, lo chiudiamo qui, poi ci salutiamo. Max, no, non riesco a mandarlo perché continua a girare la pallina, ma non mi dà la spunta dell'audio. Quindi chiudiamo qua, Max. Come chiudiamo la nostra chiacchierata? In 2 modi, proprio sinteticamente. Io ringrazio veramente tutto questo valanga di messaggi, perché è gratificante, perché fa capire anche quelli contrari o polemici, perché certo. Una radio vive di questo, vive dell'amore degli ascoltatori, quindi sono contento e onorato di suscitare queste emozioni. La seconda è, tanto per cambiare un po' registro in finale, quell'ascoltatore o quel messaggio che ci diceva: ma sì, polemicamente aboliamo i carabinieri, togliamogli le armi, le cose così e colà. È uno scherzo, ma in America è stato fatto. E il risultato è che noi americani abbiamo riscontrato subito, contestualmente alla riduzione dell'azione dei carabinieri e della polizia, meno armi, meno strumenti di inseguimento, abbiamo riscontrato un aumento del 30% dei reati a New York, come a Chicago, come a Washington. Allora, grazie al giornalista americo-italiano, grazie a Max del Papa, grazie a tutti e grazie a tutti. Esatto. Alla prossima. Avete ascoltato Auto da Fè. Stai ascoltando Radio